Lunedì 20 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, cominciamo subito annunciandovi i nostri temi. Che ferie saranno le nostre con la guerra che non finisce? E poi da giovedì a Via Grande il progetto Sicurezza Donna. Infine presenteremo il nuovo libro di Walter Croce, che è un famoso autore televisivo e regista della televisione. Cominciamo con le notizie. A Pavia gli investigatori valutano la posizione di 3 giovani che avrebbero partecipato alla lite, al culmine della quale è stato ucciso Gabriele Vaccaro, il giovane di Favara, colpito a morte nella notte tra sabato e domenica a Pavia, appunto. Vediamo. 3 ragazzi, di cui uno minorenne di origine egiziana, sospettato di aver sferrato il colpo fatale, sono stati portati in questura per essere ascoltati. Questo dopo che la polizia ha raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Nelle indagini sulla morte di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 25 anni è aggredito in un parcheggio vicino al centro storico di Pavia. Vaccaro era originario di Favara, in provincia di Agrigento, e si era trasferito in Lombardia per lavoro. Solare e generoso, lo ricordano gli amici, con la passione per il calcio che aveva praticato in diverse squadre dilettantistiche. Una serata tra amici, quella che gli è costata la vita. Il giovane è morto dopo essere stato ferito al collo, forse con un cacciavite. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, Gabriele e i suoi 2 amici avrebbero iniziato ad avere un alterco con un gruppo di giovani già nei pressi del locale dove avevano trascorso la serata. Poi sarebbero stati seguiti fino al parcheggio. Momenti di tensione e Gabriele che viene colpito al collo. La ferita non sembra grave e viene portato a casa di uno dei suoi amici per le medicazioni, ma le condizioni peggiorano presto. Vengono chiamati i soccorsi, la corsa in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove però Gabriele muore in sala operatoria. Fatale probabilmente un'emorragia interna. Da capire il movente, non si esclude alcuna ipotesi, anche quella di un'eventuale lite per una ragazza. Una morte che ha gettato nello sconforto l'intera comunità favarese, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Paura ieri a Caltanissetta, un uomo evaso dai domiciliari si è barricato in un appartamento, ha esploso anche colpi di arma da fuoco, c'è stata una grande mobilitazione delle forze di polizia, al termine della quale l'uomo è stato arrestato. Momenti di grande tensione questa mattina a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dove un uomo evaso dagli arresti domiciliari si è barricato armato di pistola all'interno dell'abitazione di un amico, facendo scattare un imponente intervento delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo che il trentenne, che stava scontando la pena domiciliare a Ragusa, non è stato trovato durante un controllo della polizia. Le ricerche si sono subito concentrate nel capoluogo nisseno, dove poco dopo, proprio nella zona dell'appartamento, sono stati uditi alcuni spari. Da quel momento il quartiere si è trasformato in un'area blindata. Strade chiuse, uomini schierati e residenti invitati a non uscire da casa. Una mattinata vissuta con paura e apprensione da chi abita nella zona, rimasto all'interno delle proprie abitazioni, mentre all'esterno si susseguivano le operazioni. Sul posto il questore Marco Giambra, insieme ai negoziatori e agli agenti dell'unità operativa di primo intervento, reparto antiterrorismo della Polizia di Stato. Per ora l'uomo è rimasto all'interno dell'appartamento armato, poi, poco prima delle 15, il tentativo di fuga. È uscito improvvisamente dall'abitazione ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno recuperato la pistola. Nonostante gli spari e le ore di paura, nessuno è rimasto ferito. Resta da chiarire cosa sia accaduto durante le ore dell'assedio e il motivo degli spari uditi in mattinata. L'uomo arrestato è figlio del 58enne Emanuele Miraglia, rimasto ferito lo scorso 2 aprile durante una sparatoria avvenuta in contrada Iuculì, al culmine di una lite con un vicino. Per quell'episodio un 62enne è stato arrestato ed è attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Adesso vediamo con Luca Ciliberti come i quotidiani stamattina riferiscono di queste 2 notizie, l'uccisione del giovane di Favara a Pavia e poi questa scena di grande tensione a Caltanissetta ieri. Allora Michele, partiamo subito da Caltanissetta, perché insomma questa è una notizia che troviamo all'interno delle pagine del quotidiano La Sicilia, così come negli altri quotidiani regionali. Fuggiasco che per 8 ore tiene un quartiere in trepidazione, questo è il titolo che troviamo oggi sul quotidiano. Blocca la polizia, blocca il suo tentativo di allontanarsi, era evaso dai domiciliari a Ragusa, appunto si è rifugiato a Caltanissetta. La domanda è, voleva, come sentivamo dal servizio, diciamo il padre
era stato coinvolto in alcuni fatti di cronaca, voleva vendicare il ferimento del padre, questa è la domanda che si fanno e sulla quale stanno indagando gli agenti della questura di Caltanissetta. Diciamo, su alcuni passaggi, insomma, il giornale fa un po' di chiarimento diciamo, come ha fatto ad allontanarsi da casa, insomma, questa è la domanda, insomma, così in maniera tranquilla. Quando gli inquirenti stavano definendo il piano d'azione per l'irruzione in casa, fortunatamente l'evaso è uscito dall'edificio per allontanarsi ignaro di essere controllato a vista, quindi insomma era già seguito e pedinato, quindi poi insomma il suo tentativo di fuga è stato provvidenziale sia per lui che ovviamente per chi teneva in ostaggio. Questa è la vicenda di Caltanissetta. Andiamo a vedere invece la vicenda del ragazzo di Favara ferito a morte nel nord Italia. Questa è una notizia che troviamo ovviamente anche in prima pagina su tutti i quotidiani. Vi faccio vedere diciamo, il Corriere della Sera su tutti, perché insomma, eccolo qua, Pavia, scontro nel parcheggio con un gruppo di giovani che sono fuggiti, qui c'è la foto del ragazzo, un battibecco poi la rissa, ucciso con il cacciavite a 25 anni. Vediamola all'interno dei quotidiani questa notizia e poi diciamo, per capire anche come affrontano. Questo è proprio il Corriere della Sera, guardate nella pagina, tra l'altro in una pagina centrale del giornale, ucciso con un cacciavite dopo una lite nel parcheggio, aveva 25 anni, 3 interrogati, uno è minorenne. Si pensa che il diverbio potesse essere scattato diciamo, per una ragazza, quindi una lite diciamo, banale, in questo caso si direbbe futili motivi. Qui un'altra foto che ritrae il ragazzo. Che cosa, eccolo qua, questa è la Stampa, eccolo qua, Gabriele ucciso a 25 anni per una lite, e qui c'è qualche tesi già, questa è la Stampa, l'allarme dato in ritardo appunto perché come abbiamo sentito nel servizio era stato ferito, poi portato a casa di un amico e appunto poi curato diciamo in ritardo. I responsabili, eccoli qua, sarebbero stati 2 minorenni stranieri e un maggiorenne italiano. Sui suoi profili social, questo è un po' un profilo diciamo, della vittima, sui suoi profili social il ragazzo compare spesso con la sua numerosa famiglia, la torta di compleanno divisa con la sorella gemella Erika, quindi lascia una sorella gemella, uno scatto di gruppo sorridente tra i due fratelli, con altri 2 fratelli, Totò e Gerlando, quindi una comunità che si stringe attorno, e qui il sindaco di Favara, Palumbo, proclamerà il lutto cittadino dicendo siamo svuotati e impotenti davanti a una tragedia che non trova giustificazioni. Questo è il quotidiano La Stampa, però vediamo anche, eccolo qua, un profilo del ragazzo tracciato dalla Gazzetta del Sud. Chi era Gabriele? È una vita spezzata dal calcio al lavoro a Pavia. Questo fa riflettere, insomma, come tanti giovani siciliani, insomma, cerca lavoro, fortuna nel nord Italia, e poi la feroce aggressione in un parcheggio dove è stato colpito al collo. Sono stati fermati in 3, appunto, i sospetti più forti su un maggiorenne di origini egiziane. A te, Michele. Adesso i costi della guerra a casa nostra, il prezzo del carburante alle stelle ferma anche i pescherecci siciliani, e intanto gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti a Roma hanno sospeso il loro sciopero, anche se lo stato d'agitazione rimane. Vediamo. Il caro carburante sta mettendo in crisi il comparto della pesca e quello degli autotrasportatori. In tutta la Sicilia le marinerie sono in agitazione, le imbarcazioni d'altura non escono da mesi in mare aperto a causa dell'impennata del prezzo del diesel e cominciano a immaginare proteste eclatanti, fino a quello di bloccare lo stretto di Messina nei giorni della festa dei lavoratori. Chiedono soluzioni al governo nazionale. Ad oggi il gasolio, che costa circa 1,45, 1,60 rispetto a un mese fa che costava 80 centesimi, rende gli operatori l'esercizio insostenibile. Quindi non siamo più in grado di uscire in mare e non si riesce a pescare
per recuperare le spese. Alta tensione anche tra gli autotrasportatori. Il consorzio dei siciliani, che nei giorni scorsi aveva fermato i mezzi nei porti dell'isola, è stato convocato per mercoledì prossimo al Ministero dei Trasporti. La stessa convocazione è stata ricevuta dalle sigle con le quali non si riconoscono i siciliani, ma al di là delle rivendicazioni di parte, per il comparto permane lo stato di agitazione in attesa di risposte alle richieste concrete avanzate al tavolo delle trattative. Chiediamo dei fondi per abbassare il costo del biglietto delle navi, perché oltre al caro gasolio noi abbiamo bisogno di abbassare le tariffe delle navi, perché oggi è impossibile poter viaggiare con le navi con un ricarico di almeno 600 euro per ogni tratta. La situazione resta dunque critica, ma al momento nessun impatto sui beni di consumo che continuano ad arrivare regolarmente sui banchi dei mercati e nei supermercati dell'isola. Per fortuna. Luca, tu che hai realizzato il servizio, hai altri particolari su Il quotidiani, racconto, no? insomma, più o meno è questo, quello che fanno anche i giornali oggi. Caro carburante, questa è la Gazzetta del Sud, ne prendiamo uno dei quotidiani regionali su tutti, che poi c'è anche un tema del caro carburante che investe ovviamente in maniera globale, complessiva anche il paese e riguarda anche i voli aerei. Li vedremo dopo, leggendo e sfogliando i quotidiani nazionali. Intanto restiamo sul caro carburante in Sicilia. Ci saranno più vertici a Roma, a partire da domani sera. Il primo vertice domani sera al Ministero delle Infrastrutture. La minaccia qual è? Siccome è troppo caro il carburante, non ce la facciamo più, minacciano sia i pescatori sia gli autotrasportatori il blocco dello stretto. La Federazione Armatori ha sospeso la protesta, ma i pescherecci sono rimasti fermi nei porti. Oggi infuocata assemblea appunto delle marinerie, il Comitato Trasportatori Siciliani invece domani sarà al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'oggetto del contendere è sempre quello, misure per calmierare il costo del carburante che, come abbiamo sentito nel servizio, è praticamente raddoppiato e rende impossibile commercializzare allo stesso prezzo di prima. Alleggeriamo con il calcio, il Catania pareggia alla Massimino con il Potenza, nel giorno di ritorno di Toscano vanno in vantaggio i lucani, poi pareggia Cicerelli sul rigore, adesso serve un punto per la certezza del secondo posto. Al Massimino un pareggio che avvicina al risultato minimo, il secondo posto. Complice la sconfitta della Casertana, dopo l'1-1 con il Potenza, al Catania manca un punto per evitare qualsiasi dubbio. Un difficile arrivo alla pari con Cosenza e Salernitana favorirebbe comunque gli etnei. Della partita rimane la sensazione di un'ora difficile, ma anche di un'ultima fase che fra voglia e tenuta lascia ben sperare. Toscano ha applaudito al momento della lettura delle formazioni, schiera davanti Bruzzaniti ed Ausilio alle spalle di Forte. L'avvio dopo un colpo di testa di Castorani parato da Dini è promettente. Combinano bene Forte e Bruzzaniti, l'ex Pineto conclude e trova la deviazione di Franchi. Il portiere del Potenza chiude la porta anche su una conclusione da fuori di Quaini deviata dalla difesa lucana. Ma poco prima della mezz'ora va in vantaggio il Potenza. Quaini si fa soffiare palla da Erradi, il centrocampista fa qualche metro e poi serve Dauria che infila la rete dello 0-1. Quaini, ammonito, resta negli spogliatoi all'intervallo. Al suo posto entra Corbari. Toscano decide anche di inserire Lunetta per un buon Bruzzaniti. Il Catania però è ancora imballato e non riesce a rendersi pericoloso fino all'ingresso di Cicerelli e Jimenez. Gli etnei spingono e trovano l'episodio giusto. Corbari, dopo un batti e ribatti, conclude dal limite. Siatunis colpisce con la mano ed è rigore. Cicerelli trasforma in modo impeccabile, tornando anche al gol che per il numero 10, assente per molto tempo per infortunio, mancava dal 9 novembre scorso con l'Altamura. Molto meglio il Catania adesso. I rossazzurri costringono il Potenza nella tre quarti difensiva e vanno vicini al raddoppio. Gran tiro di sinistro di Lunetta e ottima risposta di Franchi. Finisce 1-1 con sensazioni contrastanti. Si riparte dall'ultima mezz'ora, ma anche dall'incoraggiamento di Pelligra rivolto al gruppo negli spogliatoi. Serve anche questo in vista dell'Atalanta, dell'obiettivo minimo da raggiungere e dei prossimi play-off. A te Luca. Sì, ricominciamo proprio dal calcio perché insomma il Catania resta sempre un racconto complicato da fare, dolce e amaro anche questo pareggio insomma e doveva segnare la svolta. Abbiamo titolato molto spesso questo secondo posto da blindare nei servizi del nostro telegiornale, in realtà manca ancora un punto per la matematica. Andiamo a vedere sulla Sicilia il Catania
Catania, quanta fatica, solo un pari col Potenza, Ciccerelli, come abbiamo visto su calcio di rigore, salva il risultato, gli ospiti erano andati in vantaggio, alla fine il pubblico contesta, c'è stato pure un lancio di petardi con un ferito, la partita contro il Potenza è finita 1-1 come abbiamo visto. Allora andiamo a vedere un po' le reazioni a questa notizia, a questo risultato. Toscano, quindi, che è tornato sulla panchina del Catania, richiamato a gran voce, ritorno e ottimismo, è il titolo del quotidiano La Sicilia, che lotta adesso, dice il tecnico, restiamo uniti. La reazione dopo il gol subito, dice Toscano, la considero un segnale di maturità, il secondo posto è il nostro, lo meritiamo e dobbiamo fare di tutto per tenercelo stretto. Quindi questa è la reazione del tecnico ritornato, richiamato a gran voce dopo i risultati scarsi del suo predecessore. L'autore del gol, di nuovo protagonista, dice felice per il ritorno al gol. E i fischi del pubblico, dice il momento passerà, insomma, sminuisce insomma, l'evento. Arriveremo agli spareggi per la Serie B al 100% della condizione fisica e mentale, quindi insomma almeno l'entusiasmo in qualche modo non manca, lascia ben sperare ai tifosi. Ieri si è conclusa anche la giornata del campione di Serie C, ci sono altre siciliane, il Siracusa e il Trapani. Dunque brutte notizie per il Trapani, che retrocede nonostante 48 punti perché ha subito 25 punti di penalizzazione, quindi ultimo in classifica nonostante i 48 punti conquistati sul campo. Ieri ha perso a Cosenza con un espulso. Quindi vedete qua il Trapani all'ultima posizione. Al penultimo posto, quindi si giocherà insomma i play-out, c'è il Siracusa. Il giornale titola Il Tetris della speranza, per i play-out servono 3 risultati. Battendo il Trapani, appunto sarà la partita della prossima settimana, salirebbe a 28 punti, potrebbe superare il Foggia a 27 in caso di sconfitta, con il Giuliano perdente a 36, il distacco resterebbe entro gli 8 punti. Quindi se non si accorcia questo distacco, diciamo per le regole cervellotiche di questi campionati minori, non potrà disputare i play-off, quindi retrocederebbe anche il Siracusa, quindi disfatta potrebbe essere totale per le squadre siciliane. Invece torniamo al racconto dei quotidiani regionali in questa prima parte di rassegna stampa e sfogliamo le prime pagine. Restiamo sempre sulla Sicilia, l'apertura dedicata appunto alle trattative tra Stati Uniti e Iran, si dovranno vedere di nuovo in Pakistan. L'Iran ha già nicchiato, ha detto che probabilmente non ci sarà. Se non cedono sarà la fine, le frasi farneticanti ormai del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che diciamo mette un punto: richieste eccessive, il tycoon non l'accordo o vi distruggeremo. Stamattina però, Michele, c'è una notizia che riguarda appunto lo stretto di Hormuz, la prendiamo dall'agenzia ANSA, eccola qua. Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana perché forzava il blocco, e allora qui le tensioni internazionali si acuiscono, perché l'Iran dice: avete bloccato la nostra nave, avete sequestrato la nostra nave, ora ci saranno delle ritorsioni. Leggiamo il sommario: la nave Tusk ha cercato di superare il blocco dello stretto di Hormuz, è stata messa in guardia ma si è rifiutata di ascoltare, e così la marina americana l'ha fermata colpendo la sala macchine. Questo almeno è quello che racconta Donald Trump su questo suo social personale ormai, che si chiama Truth, dal quale appunto ha postato, come ricordiamo, le foto nel quale si identificava, diciamo, vicino a Gesù, insomma, guaritore mistico, eccetera. In Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati, molte incognite, come dicevamo, sul rifiuto dell'Iran. Sempre in basso, ieri c'è stato un po', questo lo troviamo anche sui giornali, diciamo un po' un passo indietro del vicepresidente americano nei confronti del Papa. La scorsa settimana insomma, hanno fatto clamore le parole di Donald Trump contro il Papa. Adesso cerca di rimediare il vicepresidente, sì. Dice ci sono disaccordi, dice J.D. Vance, incontrando Papa Leone, lo chiamano Leo negli Stati Uniti, ci sono disaccordi ma la realtà è spesso molto più complicata, quindi cerca di andare incontro al pontefice. Ritorniamo sui quotidiani, eccolo qua, siamo sui quotidiani regionali, ci sono
delle notizie che vi riportiamo, ovviamente che riguardano la Sicilia. In qualche modo abbiamo letto dell'omicidio di Pavia, ucciso con una coltellata, 25 anni di Favara, è stato ucciso a Pavia, un gesto scatenato forse dalla gelosia. E poi un'altra notizia di carattere internazionale che riguarda la cronaca, però: follia, omicidi in Louisiana, spara e uccide 8 bambini, le vittime avevano da 1 a 15 anni. Questa è la follia che in questo momento si vive negli Stati Uniti. Dicevo, notizie regionali. Per il dissesto in Sicilia c'è un report. In Sicilia è spesa la metà dei soldi. La spesa effettuata tra il 99 e il 2025, racchiusa dall'osservatorio dell'Università Sacro Cuore di Milano, in Sicilia l'esposizione al rischio idrogeologico è comunque aumentata. Quindi insomma il tema è pressante, diciamo, sono stati messi i soldi, però poi i risultati insomma non si vedono, se non a lunghissima scadenza forse. E poi il dissalatore diventa fisso, pronto il ricorso. Siamo a Porto Empedocle, gli ambientalisti si sono rivolti al Consiglio di Stato contro i decreti che stanno trasformando l'impianto empedoclino, che opera in maniera provvisoria, adesso opera in struttura permanente. Insomma, adesso ci si interroga anche sull'utilità di questo, ad oggi, di questo dissalatore. Entriamo dentro il quotidiano, abbiamo visto le notizie che riguardano, che raccontano la notizia di prima pagina, quindi del ragazzo di Favara accoltellato, ma ci sono altre notizie che in qualche modo oggi fanno discutere. Per esempio questa, da Caltanissetta: scoppia un caso dal mastro in Sicilia. Si tratta di questo militante di Fratelli d'Italia, Bruzzaniti, quindi Meloni, Cacci, Bruzzaniti dal partito. Le carte che incastrano il padre del presidente del Consiglio di Caltanissetta, che è questo qua, in basso, eccolo qua, vediamo che cosa ci racconta. Quella che doveva essere una questione burocratica e di trasparenza nei confronti della città, per il presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta si è trasformata in un boomerang, con le opposizioni che alzano il tiro. Il sindaco Tesauro che risponde, e ora è anche Ismaele Lavardera che tira in ballo Giorgia Meloni e chiede di prendere le distanze in Sicilia da un nuovo caso del mastro. Che cosa succede? Questo Bruzzaniti nel 2021 apre una ditta che si chiama EcoClean, con sede nella zona industriale, una società che si occupa di servizi di pulizia. Nel 2023 la società partecipa ad alcuni bandi del comune, ma Bruzzaniti però, il comune ignora che Bruzzaniti sia il nipote del boss di Caltanissetta. Però a Caltanissetta dice: tutti lo sanno, ma è anche vero che non ha pendenze giuridiche, ha sempre rigato dritto e per le sue parentele, ma in questo caso nessuno può dirgli che è una colpa, ha visto infrangersi il sogno lavorativo. Invece ora fa i conti con il provvedimento amministrativo che non lo fa stare tranquillo. Quindi insomma questa è la vicenda, diciamo, che si intreccia tra burocrazia e eredità familiari. Insomma, questo è il racconto che fanno oggi il giornale. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Palermo, della Sicilia di Palermo. Le case per anziani con i soldi del PNRR, quindi insomma i tempi per le realizzazioni diventa una delle notizie principali della pagina di oggi. Poi la campagna elettorale, si vota a Termini Imerese, quindi ovviamente come sempre il clima di campagna elettorale è tra comizi e accuse. C'è però una notizia, diciamo, che dovrebbe fare riflettere insieme a altre notizie di cronaca, ed è questa: un report di Libera fotografa Palermo come capitale del gioco d'azzardo. Sono stati spesi 4 miliardi e mezzo di euro, e la provincia palermitana è quella in cui si spende di più appunto per il gioco d'azzardo, che è cresciuto in un anno di oltre 1 miliardo, superando i 16,2 miliardi. Un dato preoccupante secondo l'associazione Libera, che ha messo in luce i rischi non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche sul piano della criminalità organizzata, quello che ovviamente interessa di più poi, perché ovviamente sul giro del gioco d'azzardo ovviamente si alimenta il giro delle scommesse, che rendono più della droga e sono meno rischiose. Questa è diciamo, la fotografia del report di Libera. Andiamo invece sulla Sicilia di Catania. Turismo e tassa di soggiorno finanzierà le presenze sportive. Il Comune stanzia 250.000 euro per incentivare i grandi appuntamenti, e quindi qua insomma manovre diciamo, che cercano di far quadrare i conti insomma, per lo sviluppo della città. Ieri insomma bella giornata, finalmente bella giornata di sole. Qui c'è una foto
che ritrae diciamo, la piattaforma di San Giovanni Licuti, quindi il titolo è Tutti al mare, grazie alla domenica soleggiata il litorale è stato preso d'assalto, quindi insomma una bella foto domenicale che ovviamente vediamo il lunedì. E poi tante notizie che riguardano la cronaca, insomma la provincia, le trovate all'interno del quotidiano. Andiamo a vedere un altro giornale, il Giornale di Sicilia. Ucciso con un cacciavite alla gola, quindi l'apertura dedicata ai fatti che sono avvenuti a Pavia, con il giovane di Favara, ucciso, si era trasferito appunto nel Pavese, lo sottolinea il giornale, per lavoro, 3 giovani portati in questura. Devo dire che questa curiosità, questa notizia che diciamo, il giornale mette, si diceva una volta, a 9 colonne in prima pagina, diciamo, sostituisce quello che per settimane abbiamo visto come notizie di apertura, no? Che tutti i quotidiani, anche quelli regionali, si sono concentrati sui fatti del Medio Oriente. Evidentemente questa notizia ha fatto davvero il giro del paese. A Favara il lutto cittadino, commozione e cordoglio. E poi vedete qua le notizie che arrivano dal Medio Oriente, pressing di Trump per i negoziati, l'Iran non ci sta. C'è anche una foto, come sempre, nel Giornale di Sicilia del lunedì, che diciamo, parla dello sport, tratta di sport, poi Iampalo e la difesa del bunker, le carte di Palermo per il finale, quindi lo sport che riguarda i rosanero. Credo che dobbiamo andare un po' più veloci, quindi ci vediamo l'ultima prima pagina. Fai tu. I tempi si accorciano. Allora, Gazzetta del Sud, ultima prima pagina di oggi, i fatti del Medio Oriente, Iran no al secondo round di colloqui, c'è un parallelismo tra 2 giovani morti, 2 giovani siciliani morti fuori dai confini della Sicilia, e qui ci sono le 2 foto, uno è Gabriele Vaccaro, il ragazzo di Favara che abbiamo appunto commentato già anche attraverso gli articoli dei quotidiani, accoltellato in un parcheggio a Pavia, l'altra è la straziante storia di questa ragazza, Miriam, che era una falsa laureanda, diciamo, trovata morta a Roma, 25 anni lui, 23 anni lei, trapanese, insomma, che questi ragazzi insomma, non hanno trovato evidentemente quello che cercavano. No. Allora noi adesso andiamo a vedere rapidamente il traffico a Catania, lo facciamo in diretta, ecco qua siamo al Tondo Gioeni, il lunedì mattina, quindi c'è una certa intensità e parecchie macchine, però insomma scorrevole tutto sommato, certo, qui siamo via Vincenzo Giuffrida, semaforo pedonale, come vedete molte le auto che entrano in città. E poi vediamo ancora, ecco, questa è la circonvallazione, c'è un bel traffico, è il traffico classico del lunedì mattina, riprendono le scuole, solito. Andiamo avanti, l'Etna bellissimo, ancora pieno di neve e che sfumacchia anche un po' sul lato destro, come vedete. Visto da Taormina è sempre splendido, è un'immagine molto bella con la quale provvisoriamente vi lasciamo e vi diamo appuntamento a fra qualche istante, quando guarderemo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, andiamo a vedere i quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, il racconto di oggi dei quotidiani cammina su 3 filoni principali. Uno, ovviamente, quello della cronaca, il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti, questi negoziati che stentano, frenano, poi riprendono, insomma, abbiamo visto oggi anche la notizia di cronaca dell'ultima ora, la nave bloccata, la nave iraniana bloccata nello stretto di Hormuz. E qui il racconto anche di tutto quello che sta succedendo sul piano dell'energia, sul piano dei carburanti, questo stretto di Hormuz che diventa determinante anche per le sorti dell'economia mondiale. Quindi carburante, rincari, economia interna per il nostro paese, ma anche paura per quello che succederà nei prossimi mesi con il jet fuel, questo si chiama così, il carburante per gli aerei che potrebbe scarseggiare, già le compagnie aeree sono in agitazione. Questo è il racconto. In Italia la polemica politica si sposta anche sull'opportunità di poter riaprire agli approvvigionamenti con il gas russo. Questo è tutto, diciamo, il racconto che fanno i quotidiani. Lo sintetizzo perché ovviamente sono pagine e pagine di racconto su tutti i quotidiani nazionali. Allora, braccio di ferro, questa è l'apertura del Corriere della Sera.
Braccio di ferro, Trump-Iran, il tycoon ora trattate, muro di Teheran, l'America sequestra una nave iraniana. E queste sono le notizie che abbiamo visto. A Hormuz con l'ONU, ma il Parlamento dica sì anche senza il suo ok. Questa è un'intervista che il Corriere della Sera propone oggi al Ministro per la Difesa Guido Crosetto. Leggiamo il sommario perché insomma, le parole del Ministro sono sempre interessanti. Lo stretto è diventato un punto nevralgico di questa guerra. L'Iran ha capito che non può combatterla né vincerla sul suo territorio e l'ha allargata al resto del mondo. La trattativa è complicata, noi siamo pronti a partire, ma serve una tregua. Il Parlamento dica sì anche senza l'egida dell'ONU e Trump critiche ingenerose. Quindi riaggiusta il tiro un po' il ministro Crosetto dopo che in questi giorni, dopo aver ricevuto le parole di biasimo del presidente Trump, la nostra presidente Giorgia Meloni si è avvicinata anche al tavolo dei volenterosi. Oggi girano insomma tutte le foto con Macron, di Giorgia Meloni con Macron. Abbiamo visto la foto del ragazzo morto, del ragazzo di Favara morto per una rissa in un parcheggio. Abbiamo parlato anche velocemente di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove si continua a sparare senza sosta. Orrore negli Stati Uniti, 8 bambini morti in una sparatoria, la polizia, una lite familiare, strage di bambini in Louisiana, a Shreveport, vicino al confine con il Texas. Il più piccolo delle vittime ha 15 mesi, il più grande 14 anni. E questo è il Corriere della Sera. Vediamo la questione che riguarda Hormuz sulla Repubblica, battaglia su Hormuz, e gli Stati Uniti assaltano e sequestrano un mercantile iraniano, forzava il blocco navale sullo stretto. Trump manda il suo vice J.D. Vance a Islamabad per i negoziati, ma Teheran dice noi non ci saremo, quindi può stare là da solo. Quindi questa è la storia. Poi Louisiana, lite in famiglia, 8 bambini uccisi. Questa è una foto, vedete, guardate come, lo vedremo dopo se abbiamo tempo nella fine della nostra rassegna stampa questa foto, e spiegheremo di che si tratta. Il robot corridore, mezza maratona da record, vediamo un po' che cosa. Poi è arrivato sfinito però anche il robot, quindi non ce l'ha fatta più. Allora andiamo a vedere la stampa e poi vediamo un po' gli approfondimenti. USA-Iran il giorno più lungo, Stati Uniti-Iran il giorno più lungo, Trump annuncia nuovi colloqui e minaccia accordo o distruggo tutto, ma Teheran lo gela. E queste sono le parole del presidente Trump. Allora, questione caro carburanti, eccolo qua. Petrolio, l'incognita dei mercati, sciopero tir contro il caro diesel. Quindi insomma la protesta si allarga, non è solo siciliana, noi l'abbiamo raccontata dal nostro punto di vista siciliano, però ovviamente la protesta si allarga. I rincari negli alimenti trasportati su gomma, quindi nessuna paura per gli approvvigionamenti, la paura è ovviamente sui costi, sui rincari, sulla tasca dei poveri consumatori che come noi non ci tiriamo ovviamente indietro e pagano ovviamente di tasca propria questi aumenti. E qui c'è un racconto diciamo, fatto anche per schema molto chiaro, lo troviamo sul Corriere della Sera, di come diciamo, avviene l'approvvigionamento di carburante, da dove, come, quando e perché in Italia, e quali sono i maggiori paesi insomma, dove, che esportano principalmente in Europa. E qui quello che dicevamo noi, Salvini, Conte e gli appelli per tornare al gas russo, quell'asse giallo-verde che agita le coalizioni. E qui già siamo sulla politica, la linea comune dei leader e le divisioni con gli alleati. Matteo Salvini e Giuseppe Conte ovviamente sono favorevoli a riaprire quantomeno un canale con Mosca. Parlavamo del carburante e parlavamo del jet fuel, tempesta perfetta nei cieli, qui siamo sulla Repubblica, scattano i tagli ai voli d'estate, so che ne parlerete più tardi, insomma anche per capire come bisogna organizzarsi in questo senso. I prezzi del cherosene e il calo del traffico accelerano i piani di emergenza di 19 compagnie, a maggio pensate, KLM, che è una delle principali compagnie internazionali, elimina 80 collegamenti, Lufthansa tiene a terra gli aerei che consumano di più. Quindi vedete, questo è davvero un tema, addirittura guardate, British Airways annuncia alla rotta per Jeddah, rinuncia alla rotta per Jeddah, l'osservatorio Cirum 3% in meno di posti nell'anno, quindi si contrae, eccolo qua, te lo allargo così lo vedi anche tu un po' meglio nel nostro monitor, te lo allargo perché insomma questa è la questione che riguarda i voli. C'è un approfondimento sempre sulla stessa pagina, noi lo scorriamo, eccolo qua.
che parla di un nuovo canale per superare la strozzatura di Hormuz, che è la via turca, la cosiddetta via turca, il greggio in Europa aggirando lo stretto. Sarebbe Col Mar Rosso. sì, sarebbe questo. In realtà molti hanno poi, diciamo, in qualche modo accendendo i toni, perché vedete, eccolo qua, lo stretto di Hormuz è questo. In tanti hanno detto, dice, si riescono a fare opere diciamo, di ingegneria importantissime, com'è che non si riesce a fare un passaggio, diciamo, anche via terra per approvvigionare e superare lo stretto di Hormuz e magari ripartire dall'Oman o comunque da altri porti. Questa invece è la via turca, diciamo, questa zona, eccola qua, queste sono, diciamo, le strade di cui parlavamo, le strade alternative, qui appunto la famosa via turca, oleodotti, insomma, strade insomma, che potrebbero essere in qualche modo alternative. Qui tutte le compagnie, tutti i vettori di spalla, li troviamo, vedete, KLM, Lufthansa, Edelweiss, Air Canada, North Atlantic, insomma tutte le compagnie che in questo momento stanno soffrendo il rincaro di cherosene. La stampa invece, eccolo qua, la paralisi che blocca lo stretto tra veti e bluff, eccolo qua. Il dialogo si inceppa, perché poi sostiene il commento della stampa di Stefanini che è vero che c'è una tensione internazionale altissima, ma è vero che tra il detto e il non detto sta come sempre la verità, e quindi il racconto è sempre mediato, insomma, anche dalle parole farneticanti spesso del presidente Donald Trump. Vediamo le altre prime pagine, perché c'è poi tutta una questione interna che riguarda la nostra politica, che sottolineo i quotidiani diciamo di matrice politica. Leggiamo subito i quotidiani di centrodestra che se la prendono con i 5 Stelle sulla questione che riguarda Scarpinato e le frasi shock su Borsellino. Bavaglia 5 Stelle, dopo le frasi shock di Scarpinato su Borsellino, Grillini accusano redazione unica, l'editore, campagne di delegittimazione. Quindi insomma gli attacchi, le parole sono quelle di Scarpinato, l'insurrezione dei quotidiani di centrodestra contro Scarpinato e l'attacco insomma incrociato in questo senso contro appunto i quotidiani di centrodestra. Andiamo a vedere Libero. Dopo gli scontri a Milano, manifestazione, torniamo un po' un passo indietro. A fine settimana manifestazione dei patrioti a Milano per difendere insomma, i confini, l'immigrazione illegale contro l'immigrazione clandestina. Gli antagonisti da un'altra parte hanno cominciato a scenare scontri con la polizia, quindi dopo gli scontri di Milano non c'è niente da ridere. E poi c'è questa notizia, eccolo qua. La foto avvertimento sotto la redazione di Libero dell'ex assistente di Ilaria Salis, arrestato in passato per violenze. Puzza di carogna, quindi eccolo qua, Mattia Tombolini, attivista di estrema sinistra, è stato visto come una minaccia insomma, dai quotidiani appunto, che in qualche modo sostengono la linea di governo di Giorgia Meloni. Ancora. Il centrodestra litiga, questi ridono, qui siamo sulla verità, a volte ritornano, e qui insomma in retroscena mire sulle ambizioni di alcuni personaggi, Prodi, Conte e Mario Monti, eccolo qua, tutti ex premier, che potrebbero puntare non solo alla leadership del centrosinistra, ma nel caso di Prodi e Monti anche alla corsa al Quirinale, perché è la grande partita che si aprirà da qui ai prossimi mesi. Questa è la verità. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. La destra implode su Milano, Marina, gas russo e di Foggia, questi sono i temi su cui insomma si scontra la destra al proprio interno. Marina sarebbe Berlusconi, il gas russo è appunto, come abbiamo visto, la questione che riguarda l'approvvigionamento. Di Foggia è una delle nomine di sottogoverno nelle partecipate dello Stato. Vediamo velocemente l'ultima prima pagina. Il lancio della Salis, perché questo è un altro dei grandi temi della politica interna nazionale, il lancio della Salis. Lei è Silvia Salis, non Ilaria Salis, la sindaca di Genova, che è vista un po' da molti come prossimo leader del centrosinistra. Tenacia nella preparazione, velocità nell'esecuzione, ambizione, amici, non amici, staff e il tentativo di esportare nella politica il modello dello sport. Possibile che sia davvero Salis, la sindaca di Genova, a diventare l'anti-Meloni? Questa è la domanda che si fanno tutti. E su questa domanda ti restituisco la linea. Non abbiamo la risposta, abbiamo una breve pausa
pausa, invece tra poco parleremo proprio dei voli aerei, che cosa ci aspetta in seguito alla guerra che non finisce in Medio Oriente. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci qua, aspettiamo il nostro prossimo ospite che ci parlerà dei voli estivi, carburanti, prenotazioni, cosa rischiano i passeggeri. Eccolo qui, è in collegamento Gianluca Glorioso, che è presidente della FIAVET Sicilia, cioè l'Associazione regionale delle agenzie di viaggi e imprese turistiche. Allora, abbiamo appena ascoltato con il nostro Luca Celiberti che le compagnie internazionali stanno tagliando moltissimo. KLM ha eliminato 80 voli, Lufthansa tiene a terra gli aerei che consumano di più, mentre la British Airways ha rinunciato a andare a Jeddah. Dalle nostre parti che succede? Buongiorno dottore Cucuzza, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Eh sì, diciamo, le notizie non sono sicuramente confortanti, però noi continuiamo ad essere moderatamente ottimisti, nel senso che sicuramente c'è un taglio di rotte, la maggior parte per le quali sulle aree direttamente interessate al conflitto. Però siamo speranzosi anche perché le notizie comunque che arrivano sia a mezzo di stampa, diciamo, non sono chiarissime, c'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra. Noi siamo confidenti che durante l'estate si possa viaggiare in maniera abbastanza tranquilli, ma soprattutto quello che vorrei trasmettere a chi vuole, come dire, godersi la meritata vacanza, il meritato viaggio estivo dopo un anno di lavoro è sempre e comunque la differenza tra il viaggiatore fai da te e un viaggiatore che potrebbe rivolgersi alle agenzie di viaggio, perché le garanzie offerte sono sicuramente totalmente diverse. Ecco, le volevo chiedere questo, ci avevano allarmato qua in Italia nei giorni scorsi la disponibilità ridotta di carburante a Linate, Venezia, Treviso e Bologna. La faccenda si è chiusa, quella lì mi pare, no? Ma diciamo per quello che ci arriva come notizie, il campanello d'allarme sembra in questo momento un po' rientrato. Anche lì si era parlato di assenza di carburante, dopodiché la notizia smentita nell'arco di 24 ore per adesso non ha dato a problemi di sorta. Quindi anche lì, diciamo, a volte passano le notizie un po' allarmistiche che poi rientrano fatti dovuti controlli. Possiamo dire comunque che non c'è un blocco generalizzato del traffico aereo e anzi al contrario lei suggeriva di rivolgersi alle agenzie di viaggio naturalmente per avere maggiori certezze e maggiori tutele. Allora, per organizzare la propria stagione estiva, partenza in aereo, quali tutele ci sono per i viaggiatori? Cominciamo. Se un volo dovesse essere cancellato, cosa che rischia di essere molto molto attuale. Sì, allora era proprio questa la differenza che desideravo evidenziare, perché nel caso in cui il passeggero dovesse prenotare e facendo seguito alla prenotazione fatta con un pacchetto di viaggio, e questa è la discriminante importante, i consumatori sono assolutamente tutelati, perché qualora il volo o uno dei voli che permettevano al viaggiatore di raggiungere la destinazione dovesse essere cancellato, in quel caso il tour operator, l'agenzia di viaggio organizzatrice, se il cliente ha acquistato una formula pacchetto di viaggio, sarà totalmente rimborsato perché si applica quello che è la normativa europea, quindi l'impossibilità di fornire la prestazione. Quindi in questo caso è il tour operator, l'agenzia, che comunica al passeggero la non possibilità di effettuare il viaggio, e il viaggio viene totalmente rimborsato con un rimborso delle cifre versate, che siano state esse acconti o già saldi, entro 14 giorni dalla data di comunicazione della cancellazione del viaggio. Diverso è, come le dicevo, se un viaggiatore dovesse organizzarsi in autonomia acquistando
il volo e separatamente degli alberghi da piattaforma alberghiera o quant'altro, allora lì dovrà provvedere in assoluta autonomia a, una volta cancellato il volo, a provare a farsi restituire le somme da fornitori esteri che, possibilmente non rientrando in comunità europea, non sono tenuti a farlo, ma sarebbe soltanto una cortesia di carattere commerciale. Abbiamo vissuto, come ci è capitato in altri brutti periodi, peraltro infatti in questo momento lo stiamo notando, un riavvicinamento verso le agenzie e tour operator che forniscono garanzie totalmente diverse rispetto ad un viaggiatore che si organizza in autonomia. certo. Quindi diciamo, vorrei tranquillizzare che prenotando la vacanza non c'è il rischio comunque di perdere soldi se acquistati con la formula di cui parlavo prima. Questo è importante, e poi d'altra parte voi anche rappresentate le agenzie di viaggio, le imprese turistiche, ed è bene che ci ricordiate questa tutela che ci fate. Ora poi ci sono i ritardi, perché sono inevitabili sempre, ma adesso in questo periodo di guerra, di caos internazionale, sono maggiori. Qui che tutele abbiamo? Ma anche qui ci sono una serie di tutele. Innanzitutto, sempre se dovesse succedere una cosa del genere, generalmente gli operatori inseriscono nei pacchetti viaggio delle assicurazioni che in quel caso contemplano tra le garanzie il ritardato arrivo, le mancate coincidenze, motivo per il quale indirettamente sono coperti anche in questo caso. Spesso queste garanzie prevedono o un rimborso appunto per l'eventuale ritardo in termini economici, o comunque una riprotezione, quindi sarà cura dell'organizzatore mettere le toppe laddove queste cose dovessero verificarsi. Quindi anche in questo caso inevitabilmente un disagio ci sarebbe, perché partire per una vacanza e avere dei ritardi non è sempre decisamente piacevole, però quantomeno dal punto di vista diciamo economico anche lì sono tutelati. Quindi riprotezione, lo chiariamo una volta per tutte, significa che poi ti mettono su un altro volo, questo vuol dire? Sul primo volo disponibile. Esatto. Quindi laddove dovesse esserci una cancellazione si provvederà a riproteggere su degli altri voli. Altra domanda, da non addetto ai lavori: differenza fra acquisto del biglietto aereo e prenotazione, che anche qui che tipo di garanzie abbiamo? C'è chi prenota e dice beh, ma io ho prenotato, non spendo neanche una lira. Chi è invece, se comprate il biglietto, si trova magari nei guai. Allora, bisogna sempre distinguere la formula di acquisto, perché diciamo la formula di un acquisto di un singolo biglietto rispetto a un pacchetto comporta delle regole totalmente diverse. Beh, nel caso in cui si acquisti semplicemente un biglietto aereo e lo stesso dovesse essere cancellato, comunque si ha diritto al rimborso, perché nel momento in cui il vettore non dovesse volare, il vettore cancellerà il volo e il passeggero verrà rimborsato. Come le dicevo prima, anche nel caso di acquisto, essendo tutti servizi collegati al volo, anche in quel caso diciamo non si porrebbe il problema. Quando io le parlavo di acquisto di pacchetto di viaggio mi riferivo alla prenotazione, perché è chiaro che in questo momento magari si prenoterà per agosto. Tutte le agenzie nel momento in cui viene acquistato un pacchetto di viaggi consegnano un contratto che segue la normativa europea che, come le dicevo, garantisce assolutamente i passeggeri in questi casi. Dottor Collosio, le faccio un'ultima domanda a cuore aperto, perché la preoccupazione è questa: qui i chiari di luna sono veramente tra i peggiori. Adesso c'è il sequestro di una nave iraniana da parte degli Stati Uniti nel Golfo di Hormuz e chissà che cosa capiterà. Allora la domanda è, ma anche chi va dall'altra parte del mondo, che non c'entra niente col Medio Oriente, che non c'entra niente con Est, diciamo, ma va verso Ovest, deve aspettare, deve preoccuparsi, deve rinviare, deve annullare? Qual è il vostro suggerimento, come dire, solidale però, ecco, ve lo chiedo a questo punto di vista. Assolutamente. No, allora
ci tengo a chiarire che noi in primis mettiamo come primo elemento la sicurezza dei passeggeri, quindi in questi casi siamo noi immediatamente, qualora non ci fossero le condizioni, sconsigliare di effettuare il viaggio. Relativamente alle destinazioni, allora consideri che sull'estate c'è stato sì un rallentamento, soprattutto all'inizio del conflitto, ma guardi, le porto alcuni esempi. Un esempio recente è la Pasqua, no? Dove tantissima gente è andata anche in zone limitrofe al conflitto, quindi mi riferisco a gettonatissimi gitti al Mar Rosso, e i feedback che ci sono arrivati dai viaggiatori che si sono mossi a Pasqua sono stati ottimi, cioè non hanno risentito assolutamente del conflitto, quindi già questa è la prima cosa proprio nelle immediate vicinanze. Dopodiché da parte nostra ovviamente stiamo evitando di vendere tutte quelle parti direttamente interessate all'area, quindi mi riferisco prevalentemente agli Emirati Arabi, ma sia andando verso occidente ma anche verso est, quindi mi riferisco a destinazioni come Thailandia, Vietnam, Cambogia, Oceano Indiano, quindi Maldive, Seychelles o non so se l'ho già detto, Giappone, diciamo si può andare, ovviamente facciamo volare con vettori in questo momento che non volano via Emirati e quindi si può tranquillamente andare, così come tutto il resto della parte del mondo, mi riferisco agli Stati Uniti, al Canada, al Centro America, al Sud America, si può andare tranquillamente. Infatti c'è stato inevitabilmente, come dire, un po' di spostamento di flussi verso queste ovest, aree. diciamo. È chiaro. Grazie molte. Verso ovest, sì, ma anche l'est tiene. Devo dirle anche quello che sono le destinazioni che dicevo prima dell'Oriente, diciamo, comunque stanno andando. Perfetto. Dopo un primo rallentamento. Grazie per queste informazioni preziose, naturalmente ci terremo man mano aggiornate a seconda di quello che va capitando giorno dopo giorno dalle parti del Medio Oriente. Grazie a Gianluca Glorioso, presidente Fiavit Sicilia. Brevissima pausa, Grazie. meteo, poi subito dopo parleremo del progetto Sicurezza Donna che comincia fra pochissimi giorni a Via Grande. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile sull'Italia, poi avremo dei fenomeni concentrati in Lombardia, regioni di nord-est e medio Adriatico saranno a carattere sparso. E per quanto riguarda la Sicilia, qui l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Una giornata ben assolata con cielo sereno e terso, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere ma più nella seconda parte del giorno. E il clima sarà ancora gradevole con temperature massime miti fino a toccare localmente i 25-26 gradi. Nessun cambiamento poi in vista di martedì, quando avremo ancora un contesto anticiclonico su tutta la Sicilia. Il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Buongiorno Sicilia, bentornati. Abbiamo due ospiti, Francesco Zaccà, vicepresidente della Confcommercio di Catania, con delega alla sicurezza, poi spiegheremo perché, e Corrado Fatuzzo, ex funzionario della Polizia di Stato. Perché questi ospiti graditi? Perché vogliamo parlare della prevenzione della violenza di genere. Di questo si parlerà giovedì prossimo, fra pochi giorni, alle 17 all'Istituto Giovanni Verga di Via Pacini a Via Grande. Sarà coinvolto il comune, le scuole, la Zacca Academy, eccetera. Che tipo di convegno sarà, Zacca?
Ma questo fa parte di un progetto che parte da lontano. Nel 2017 c'è la prima edizione di Sicurezza Donna, che proprio vuole dare delle best practice, quindi dei consigli utili alle donne rispetto alla violenza di genere, tema che è sempre più incalzante, sempre più sentito, tanto da diventare oggi realmente un problema sociale. Siamo arrivati alla quinta edizione e con la quinta edizione presenteremo la novità, nel senso abbiamo ritenuto di fare proprio un vero e proprio vademecum, quindi molto semplice, molto immediato ma efficace, di quelli che possono essere consigli utili per prevenire ed evitare l'aggressione, quindi la violenza sessuale o l'atto predatorio in sé. Vademecum ha scritto un volumetto oppure online? No, è un vademecum che è una brochure, perché i consigli devono essere semplici e immediati. Certo. Quindi sono quelle tipologie statistiche dove vengono colpite le donne, quindi sono stati individuati quali sono le tipologie più ricorrenti e rispetto a queste tipologie di aggressioni sono stati messi dei consigli proprio utili per poterli prevenire e quindi evitare. Dottor Fatuzzo, vogliamo fare qualche esempio, soprattutto le cose che sono in crescita purtroppo? Bene, il discorso è molto semplice. Ci sono delle condotte che io già conoscevo quando ero ancora in amministrazione, ma che poi ho studiato in forma allargata, tant'è che questa brochure nasce da un preciso studio che è stato fatto su una rivista giuridica di settore, che prevede le aggressioni tipo, per esempio, consigli sciocchi, ma pur tuttavia utili. La macchina. Quando si torna in macchina la sera, mai tenere accesa la luce di cortesia dentro l'abitacolo. Mai, perché cosa bisogna fare? Avere già le chiavi pronte, salire in macchina subito, sicure, avviare il motore. Non tenere la luce di cortesia accesa perché un eventuale aggressore vede cosa succede dentro. Ecco, che è un consiglio molto semplice. Giusto. Quando si è per strada, parlare sempre al telefonino con un amico, con un'amica, per poter fare in modo che si sappia dove si è. L'aggressione è più difficile se l'aggredito parla al telefono. Questo è un fatto statistico che risulta proprio da fattispecie ben precise. Altra cosa, per esempio... Quindi questo ovviamente, dottore, vale soprattutto quando si è fuori dalla macchina a stare al telefono. Stare al telefono, no, ma anche in macchina. Anche in macchina, perché quando si fanno strade isolate, specie di sera, essere in macchina ha una duplice valenza. L'amico, il familiare, il congiunto sa sempre dov'è la persona e può anche in qualunque momento attivare un meccanismo di soccorso. Anche perché c'è la localizzazione. Certo, quindi... c'è la localizzazione e altre cose, l'ascensore per esempio, il delivery, come comportarsi quando si riceve una pizza a casa e si è soli, come comportarsi in ascensore, come comportarsi in una stazione ferroviaria quando si sale e si scende da un treno. Insomma, sono state individuate delle casistiche ben precise. Il lavoro che abbiamo fatto, grazie anche alla dottoressa D'Antona, che è abbastanza esperta in questo tipo di settore, usare un linguaggio che possa essere capito dalla 14enne alla 60enne. Chiaro, semplice, un linguaggio scritto al femminile, per poter essere recepito senza patemi, senza pensare a dover fare chissà quali stravolgimenti nella vita quotidiana. Ecco, lei ha un'esperienza naturalmente diretta, ma lei altrettanto perché è vicepresidente della Confcommercio. Ci sono dei propri reati nella violenza, diciamo così, nei confronti delle donne che sono in crescita impressionante e che non riguardano soltanto i giovani, quelli si dice i social, ma che riguardano anche persone mature che dovrebbero essere mature di una certa età, a cominciare dallo stalking, per andare poi a cose più gravi e più violente che neanche sto a dire, ma che evidentemente avete capito. Certo, ma di fatti questo fenomeno voi lo avvertite? Sì, ma a parte che lo avvertiamo che è un problema, come diciamo poc'anzi, sempre crescente. Difatti questa qua è la quinta edizione, noi siamo partiti nel lontano 2017 con questo progetto e abbiamo visto che mano a mano ci viene sempre più richiesta un intervento, una presenza, quindi un incontro con le donne proprio per recuperare questi che possono essere consigli, come diceva il dottore Fatuzzo, semplici ma utili, perché a volte proprio nelle cose, nelle sviste quotidiane possono accadere i drammi. Ma l'aggressore si può trovare oggi dovunque. Può essere il vicino di casa, può essere la persona incontrata in discoteca che con molta cortesia si offre di dare un passaggio a casa, può essere quello che viene a consegnare la spesa. Quindi ecco, c'è una tipologia ampia e variegata, non solo come età, ma anche come può essere anche il vicino di casa.
Quindi, ripeto, rispetto a tutte queste situazioni, avere uno strumento che ci può indicare quali sono le cose da evitare o i comportamenti da modificare, sicuramente riteniamo di aver fatto qualcosa di utile. No, non c'è dubbio. E poi ci sono i problemi e le violenze di tra virgolette, coppia, se possiamo definire la coppia, violenza fisica, psicologica, sessuale, economica. Anche economica naturalmente, digitale, perché ci sono ricatti adesso sorridiamo ma le cose sono molto gravi, con l'intelligenza artificiale mettono finte donne nude e poi chiedono i soldi. Cioè, questo sta diventando anche questo un grossissimo problema. Ma quando si è in presenza di certi reati che io definisco predatori, perché anche l'aggressione sessuale è una predazione sessuale. La predazione non ha limiti, la predazione ha sempre un confine da superare e noi dobbiamo stare appresso, perché a volte è impossibile prevedere quale sarà il successivo passaggio. Passo successivo. Noi, infatti, questo Vademecum, che poi è una brochure, un pieghevole che si può tenere nella borsa, che in una famiglia, può andare alla mamma, può andare alla figlia, dice proprio questo: attenzione, queste sono metodiche oramai codificate da parte di chi intende aggredire, ma si possono anche combinare fra loro più aggressioni e ci possono essere sempre nuovi tipi di aggressioni, e allora lì poi ognuno deve innanzitutto costruire una mentalità della sicurezza individuale. Quindi sono coinvolte anche le giovani generazioni. A Via Grande voglio ricordare ancora giovedì alle 17 all'Istituto Giovanni Verga. Per la prima di Via volta Pacini. Saremo in una scuola proprio Via anche Pacini, lo volevo dire perché su esplicita richiesta anche del sindaco e delle autorità locali, proprio hanno inteso fare questa quinta edizione in una scuola per avere proprio un contatto più diretto con le studentesse, con le insegnanti, con le mamme, quindi con tutto quel mondo femminile che va appunto dalla mamma alla figlia, all'insegnante, perché ripeto, ormai ogni giorno arrivano notizie di aggressioni nei punti più disparati. Abbiamo avuto anche nelle guardie mediche donne medico violentate, quindi mamma mia. L'ultima cosa che le chiedo, dottore, con la sua vastissima esperienza, oltre a quella del dottor Zacca, la scuola ha un ruolo fondamentale su questo, per la prevenzione intendo dire. La scuola ha un ruolo più che fondamentale, perché nella scuola si formano le relazioni uomo-donna, in questo caso ragazzini-ragazzine, perché a casa la famiglia, si sa, ha determinati limiti alla discussione, imbarazzo o cose del genere. Nella scuola invece c'è la relazionalità e bisogna intervenire sui processi relazionali, e in questo la scuola è determinante. Quindi ottima l'idea del Vademecum, ma occorre anche quella sensibilità. È uno strumento di sensibilizzazione, è qualcosa di tangibile che rimane lì, può essere consultato e ogni tanto anche discusso dagli insegnanti a scuola. Ottimo. Allora, complimenti, in bocca al lupo per il vostro convegno. Sicurezza donna, prevenzione della violenza di genere, a Via Grande, giovedì 23, Istituto Comprensivo Giovanni Verga, Via Pacini. Grazie molte per essere stati con noi, complimenti e buon lavoro. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi parleremo di un libro che l'autore è un personaggio della televisione, di quelli che stanno dietro le quinte, Walter Croce, regista, produttore e autore. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci al nostro secondo appuntamento con la stampa di oggi con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora andiamo a vedere un po' di notizie curiose. Parlavamo prima del robot umanoide che abbiamo trovato sulle prime pagine di qualche quotidiano, in questo caso della Repubblica, lo prendiamo proprio dalla Repubblica, eccolo qua, perché questo ormai è il futuro, no? sul quale diciamo, si discute e si dibatte. Vediamo. In questo momento dovremmo vedere la pagina, però ricarichiamola, vediamo un attimo, chiedo alla regia di... Quella lì è l'argomento di cui abbiamo appena parlato, è il progetto di Via Grande giovedì. Prego. Era sopra la pagina. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a vedere, eccola qua.
Allora, la corsa nel futuro di Fulmine, guarda che brutto, il robot che sa battere gli umani a Pechino, sempre dalla Cina arrivano poi queste notizie, a Pechino una nuova sfida tra macchine e atleti, l'oggetto del contendere qual è? La mezza maratona, solo un anno fa la gara era stata un disastro, eppure questa volta insomma il robot ha vinto la mezza maratona, l'ha vinto con tempi anche abbastanza diciamo di ragguardevole importanza, quindi insomma la sfida è proprio questa, e proprio su questa sfida ti faccio vedere, diciamo proprio la Cina sta andando avanti spedita sull'intelligenza artificiale, eccola qua, è il primato globale sull'intelligenza artificiale, quindi nuove tecnologie diciamo al passo con i tempi, anzi superano in realtà anche la realtà, eccola qua, il primato globale sull'intelligenza artificiale, la Cina è vicina al sorpasso sugli Stati Uniti che l'hanno pure inventata questa intelligenza artificiale, è un'indagine di un'università prestigiosa, l'Università di Stanford, che certifica l'aggancio di Pechino agli Stati Uniti. Trump ha causato la fuga di talenti informatici, ha fatto diciamo danno anche in questo senso alla ricerca degli Stati Uniti. Beh, però questo dato fa certamente riflettere, vedete, le intelligenze artificiali. Sì, perché moltissimi di questi, scusami se interrompo, sono stranieri come noi, che vanno negli Stati Uniti, loro non li vogliono più, e quindi eccolo qua il risultato. E vanno altrove. Vanno altrove. Quindi vedete, la linea blu è quella degli Stati Uniti, che è rimasta sempre costante, quella della Cina invece è la linea rossa, eccola qua, vedete che crescita che ha avuto. Poi altre notizie che riguardano insomma un'altra delle notizie di cui abbiamo parlato oggi, la strage in Louisiana, un uomo che fa strage ai bambini, guardate qua, questo è nella foto il protagonista di questa strage, una foto presa dal suo profilo Facebook, c'era anche un neonato tra questi, guardate qua, gli Stati Uniti sotto shock per la carneficina a Shreveport, la vittima tra gli 1 e i 14 anni, 15 anni si era detto in altri quotidiani, il killer poi è stato ucciso dalla polizia, probabilmente, dicono forse le era prime ipotesi, il padre. forse era il padre. Mamma E mia. ancora ti faccio vedere, sempre sfogliando i quotidiani, sulla stampa diciamo, c'è la notizia insomma, di cui parlavamo prima, no? Questa foto che gira di Giorgia Meloni ovviamente con Macron, l'abbraccio di Macron che spiazza i populisti, perché come abbiamo visto e abbiamo imparato a leggere nei giorni scorsi, appunto lo scontro tra Trump e Meloni ha dato sponda, avvicinato appunto agli europeisti al tavolo dei volenterosi Giorgia Meloni. La Meloni non è più la voce degli Stati Uniti. Questa è l'analisi del politologo Mark Lazar, che appunto dice la Premier prima voleva fare il ponte tra Bruxelles e Washington, ma non ha ottenuto i risultati sperati. Quindi qui c'è anche un cambio di politica internazionale da parte del nostro paese, e con tutte le ripercussioni del caso spiazza i populisti, perché appunto è il fronte. Beh, dopo gli insulti che ha avuto da Trump non è più la stessa, non la riconosco più, voglio pure vedere, insomma, no? Si è votato, sì. Ultima cosa se vuoi, perché poi siamo in collegamento con Marco Amato. Allora Quando ti faccio vedere una cosa che è anche divertente. Io e tu, lo so, perché quando camminiamo sulla due ruote, su che cosa camminiamo? Su una bella Vespa. E allora, siccome la Vespa ha compiuto 80 si può anni, dire? Si può dire, insomma, è un bene di nazionale, no? Allora, proprio ad aprile la Vespa compie 80 anni. Allora, ad aprile del 1946 nasceva uno dei mezzi di trasporto più rivoluzionari di sempre, che ha conquistato tutti, e questo è lo spot degli anni 80, chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa no. È stato uno spot, diciamo, che ha fatto davvero. Poi anche Vacanze Romane, il celeberrimo film. Qui ci sono un po' di Vespe, eccola qua, guarda qua, dalle più vecchie, diciamo, alle più moderne, gli scooter dei giorni nostri. La prima era questa qua, guarda che bruttina che era, però insomma ha rivoluzionato il mondo del trasporto a due ruote.
Va bene, grazie Luca. Noi adesso abbiamo Walter Croce in collegamento. Buongiorno e benvenuto. Croce è un autore, produttore, regista televisivo. In questo caso lo presentiamo perché, benvenuto, ha appena pubblicato un libro dal titolo, come dire, un po' scioccante, Per 4 piante di marijuana sul balcone. Come mai questo titolo? Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Mi scuso perché il collegamento, ma io sono un po', come dire, Vabbè, sono tutti così i collegamenti tecnologicamente ormai, un po' limitato, ballerini, per cui va bene. E allora come mai il sento un titolo? po', spero che mi sentiate bene. E per 4 piante di marijuana sul balcone, però il sottotitolo è un racconto televisivo. Ah, ecco. Come vedete. Perché il libro parla di 20 anni, quelli cruciali della storia della televisione, diciamo degli ultimi 20 anni dell'altro secolo e millennio, che sono stati quelli della televisione, dell'esplosione, no, del prodotto televisivo, anche per l'avvento delle Eccolo qua, TV commerciali. stiamo vedendo la copertina. E Noi sappiamo che hanno rappresentato un po' il periodo di transizione tra... Croce mi sente? Temo sia caduto il collegamento. Croce tra l'altro è stato uno dei... Sento più. Eccolo qua, uno dei collaboratori... Non sento malissimo. Se non ci sente... Un po' meglio. Allora chiudiamo il collegamento, ci dispiace perché purtroppo audio e video oggi non vanno d'accordo e quindi adesso gli diamo il spazio, ringraziando Walter Croce e facendogli i complimenti per il suo libro. Prossimo appuntamento l'aspettiamo. Adesso Marco Amato e il suo oroscopo. Ecco Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Michele, ben trovato. Eccoci qua. Buon inizio settimana. Buon inizio di settimana anche a te. Oggi parli di qualche gruppo, qualche personaggio in particolare? Ebbene sì, allora dopo 40 anni si riedita con Piero Pelù e Litfiba 17 Re, un album incredibilmente storico, una scelta incredibilmente azzeccata nella tempistica, proprio perché le tracce sonore di quest'album non sono solo un esercizio nostalgico, ma rieditano una vera e propria epopea musicale. Tra l'altro non poteva scegliere periodo migliore, perché Piero Pelù e i Litfiba sono sotto il segno dell'Acquario, 10 febbraio, una data all'astrologo molto cara peraltro, per cui oggi proprio ci sono magnifici trigoni all'Acquario e degli aspetti planetari che fomentano l'innovazione e la novità all'insegna dell'egida del pianeta Urano, quindi l'assoluta novità. Proprio oggi in cui il Sole transita in Toro, l'Acquario è il segno zodiacale più originale di tutti, è un evergreen come tutti i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma è soprattutto l'eccezionale novità del fatto che l'uso dei bassi, del sound e dell'elettrico nella musica fanno assolutamente la differenza, e in questo i Litfiba ci hanno stupito da oltre 40 anni. Proprio oggi in cui si festeggia non solo il passaggio del Sole in Toro, quindi concretezza e una maggiore attenzione al bello e alla novità, un rallentamento zodiacale in termini di eccitazione perché non siamo più in Ariete, ma sicuramente la fioritura di nuovi risultati. Oggi voglio ricordare che è anche l'80° compleanno della Vespa. Questo ho voluto dedicare proprio un quadro, proprio perché io sono un bambino cresciuto in Vespa, perché papà ne ha avute ben 4. Il Sole in Toro oggi cosa vi racconta? Ebbene, che i segni di terra sono in pole position, l'Ariete perde un pochino di vigoria, ma guadagna assolutamente in concretezza. Toro, protagonista della giornata, il Sole è da voi, per cui oggi è la vostra stagione.
Gemelli, Luna e Urano stanno finalmente cambiando un po' tutto nella vostra vita. Venere, anche se pochi passi indietro ancora in Toro, vi porta l'amore. Cancro, per voi una giornata eccezionale proprio perché le novità sono tante. Il Sole finalmente è amico e quindi godrete di una stabilità finalmente ritrovata. Leone, perdete il trigono del Sole, è iniziata una quadratura, quindi oggi metterete sotto analisi voi stessi e sarete un pochino più concreti. Vergine, per voi è un cielo bellissimo, un trigono stupendo dal Sole che finalmente vi dice che è iniziata una parte della vostra vita molto più concreta e bella. Bilancia, buone notizie per voi, il Sole non è più in opposizione, quindi la perdita costante di energia e lo stress imperante che sentivate si attenua. Scorpione, magnifico perché oggi per voi il Sole vuole iniziare un percorso di collocazione tra voi e gli altri. I rapporti e le relazioni saranno in primo piano. Siete gioiosi nel godere di ciò che avete costruito. Sagittario, per voi oggi il cielo perde un po' di vigoria, il Sole non è più in trigono, ma questo vi riesce a calmare ed era ora per voi scalpitanti centauri zodiacali. Capricorno, un magnifico trigono del Sole vi aiuta a dare forza ed energia ai vostri progetti che sono sempre più ambiziosi. Acquario, il Sole entra in quadratura, oggi siete un po' più scettici, meno fantasiosi, ma sicuramente più concreti, più maestri nella situazione. Pesci, in ultimo, il vostro segno zodiacale gode dell'amicizia del Sole. Il cielo su di voi è vuoto, tutti i pianeti non ci sono più, sono transitati in Ariete, ma il Sole di Terza vi aiuta a comunicare di nuovo meglio. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata, un buon inizio settimana. Caro Michele, a presto e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buona settimana anche a te, a presto. Amici che ci avete seguito, l'appuntamento è per le 13:30 con Antenna Sicilia. Buongiorno Sicilia, tornerà domani mattina. Buona giornata.